E siamo di nuovo qui dallo stadio Armando Picchi di Jesolo per continuare questa diretta streaming sulla finale nazionale del campionato di società master. Abbiamo visto l'ingresso in campo degli atleti della seconda serie dei metri, cioè del getto del peso. La prima serie si è da poco conclusa, mentre ora continua la gara del triplo femminile. Abbiamo visto un salto di Giovanna Aragozzini della Giovanni Scavo 2000. C'è la premiazione ora del disco femminile, mi pare di capire. La premiazione del disco donne con la terza posizione di Lyubov Dovopoliuk della Visnova, davanti c'è poi al secondo posto e la vittoria di Maria Luisa Fancello dell'Assi Giglio Rosso Firenze, che conquista i 100 punti. Quindi
Abbiamo seguito un salto, torniamo in cronaca, un salto di Giovanna Ragozzini della Giovanni Scavo di Roma. Siamo al secondo, forse terzo turno di salti, mentre si stanno effettuando lanci di riscaldamento nella pedana del peso. 8,22 al quarto salto per Giovanna Ragozzini. E la prossima a entrare in pedana sarà Maria Grazia Rafti della Libera Atletica. In pista sono terminate le serie dei metri 800 e tra poco avremo quelle dei metri 200. E questa musica ci dice che stanno entrando i primi tre dei 5.000 metri. In questo caso la vittoria va proprio all'atleta che ha corso più veloce in assoluto, che è Said Boudalia, che abbiamo visto vincere la seconda serie, della Biotecna Marcon. Terzo posto per Moreno Martinini della Olimpia Amatori Rimini, che con 16,34,17 ottiene 98 punti in classifica. Al secondo posto c'è Dario Rappo, M65 della Master Atletica, con 18,46,29, due secondi posti in queste due giornate di gare per i portacolori della Master Atletica, e la vittoria è per Said Boudalia, Biotecna Marcon, 15,19,73, che pur essendo più giovane degli altri concorrenti ha ottenuto un tempo molto più basso, per cui il suo punteggio è risultato il più alto, quindi vince la gara con 100 punti Said Boudalia. Ora verrà spostato l'asse di battuta per quanto riguarda la gara del triplo femminile, che penso venga portato agli 8 metri, prima era 7. E quindi vedremo i salti delle concorrenti che staccano dagli 8 metri. Mentre stanno facendo il loro ingresso in campo le prime atlete dei metri 200, le concorrenti della prima serie, della prima delle 6 serie. Tra poco inizieranno anche i lanci delle concorrenti del giavellotto femminile. Anche nel giavellotto 2 serie, nel giavellotto femminile 2 serie, e si stanno preparando le concorrenti della prima serie dei metri 200. Vediamo se parte la gara del triplo con lo stacco dagli 8 metri. Non dovrebbero essere molte le atlete che staccano dagli 8 metri, probabilmente Brontesi, Tellini, Giordo e Spadini dovrebbero essere, perché Francesca Iuri l'abbiamo già vista saltare. Dovrebbe essere quindi 3 le concorrenti a staccare dagli 8 metri.
Abbiamo la composizione quindi della prima serie in corsia 2 per la Trieste Atletica Gabriella Bandelli, in corsia 3 Antonella Di Falco della Quadella Bologna, in 4 Fulvia Bricariello della Atletica Canavesana, in corsia 5 Jocelyn Farrugia del Giovanni Scavo 2000, in 6 Giuseppina Sergi dell'Atletica Sandro Calvesi e in corsia 7 Renate Prast della Sud Tirol Team Club. Nessuna di queste concorrenti è accreditata, ha un tempo di accredito, quindi vedremo che cosa succede. Spesso si sono rivelate interessanti le prestazioni di alcuni atleti privi di accredito. Dietro ai blocchi, eccole sui blocchi, alcune sui blocchi, alcune. Ricordiamo che nelle categorie amatoriali è possibile anche la partenza senza blocchi. Ecco lo sparo, partita la prima serie dei metri 200 donne, con l'avvio veloce in corsia 6 di Giuseppina Sergi della Sandro Calvesi. Sergi, Farrugia, poi in corsia 2 c'è Antonella Di Falco, Giuseppina Sergi va a vincere, no, Renate Prast in corsia 7 della Sud Tirol Team con 38, no, purtroppo il tempo non si è fermato, quindi non ci è dato in questo momento sapere il tempo della vincitrice. Quindi vittoria di Renate Prast davanti a Antonella Di Falco della Quadella Bologna. Ancora non sono iniziati i lanci nel peso per la seconda serie, mentre siamo anche nel giavellotto femminile prima serie ai lanci di prova. Si sta sistemando invece la pedana del triplo per le atlete che staccano degli 8 metri. Tra poco avremo i 4 salti di queste 3 atlete che staccano degli 8 metri. Si tratta di Viola Brontesi, Susanna Tellini e Roberta Giordo e forse anche Alessandra Spadini, vediamo se è così. Nella seconda serie dei metri 200 in corsia 2 Zdenka Kacinova della Quadella Bologna, in corsia 3 Sandra Copponi della SEF Macerata, in 4 Maria Cecilia Pirker dello Sport Club Meran, in 5 Paola Tentella del SEF Macerata, corsia 6 per Nelly Piovesan del DOR Libertas San Biagio, in 7 Patrizia Olivieri Giovanni Scavo 2000 ed in corsia 8 Bruna Spano della Vittorio Alfieri di Asti. Abbiamo il risultato degli 800 femminili. Al terzo posto Rosanna Ranziner Barbie della Sud Tirol Team, secondo posto per Judith Van Eyck della Futura Cagliari sull'atletica e la vittoria va a Barbara Mancini dell'atletica dei Gelsi, che con 2:27:24 si aggiudica i 100 punti della classifica. Tra poco ci sarà anche questa premiazione, mentre
dovrebbe essere prossima alla partenza della seconda serie dei metri 200. Va in pedana nel frattempo Viola Brontesi della Virtus Castenedolo al suo primo salto nel triplo. Viola Brontesi ha un personale di 10,86, vento che, come vediamo dalle bandierine, soffia a favore delle concorrenti, mentre soffia contrario rispetto al verso di marcia delle concorrenti dei metri 200. Ecco Viola Brontesi al suo primo salto. Clac dalla tribuna per lei, mentre stanno andando sui blocchi anche le concorrenti dei metri 200 seconda serie. Molto buono il salto di Viola Brontesi, sicuramente superiore ai 10 metri, ma direi anche vicino agli 11 se l'occhio non mi inganna. Vediamo se ci prendo. Tanto lo sparo dice che è partita la gara dei metri 200 seconda serie. In corsia 7 al comando Patrizia Olivieri. 10,85 per Viola Brontesi. Intanto Patrizia Olivieri davanti a Bruna Spano della Vittoria Alfieri, ed è Patrizia Olivieri che vince in 34,55. 10,85 abbiamo detto l'assalto di Viola Brontesi, 1 centimetro al di sotto del suo primato stagionale. Vediamo il salto ora di Susanna Tellini. Anche per lei un buon salto, ma sembra inferiore a quello della Brontesi. Ha un personale di 10,69 la Tellini dell'Atletica Ambrosiana. Mentre è iniziata anche la serie di lanci nel peso, c'è un 13,68 da parte del numero 37, vediamo di chi si tratta. Daniel Zarpellon, che ha un personale di 15,37 ovviamente, quindi uno degli atleti che ancora gareggiano nella categoria assoluta. Andiamo a vedere la composizione della terza serie, che vedrà al via in corsia 2 Maria Giuseppina San Germano della Trieste Atletica, in 3 Veronica Bartolini dell'Atletica Pistoia, corsia 4 per Roberta Gabola Visnova, in 5 Marinella Piras della Futura Cagliari Solatletica, in corsia 6 Angela Pacchioli Acquadella Bologna, in 7 Nadia Ruggeri della Libera Atletica ed in corsia 8 Judy Gang della Sport Club Meran. Tutte concorrenti che vanno dai 31 ai 32 qualcosina secondi, quindi anche in questo caso una situazione abbastanza equilibrata. Partita la gara e qui c'è un avvio estremamente veloce, vediamo di chi si tratta. In corsia 5 col numero 12 vediamo Marinella Piras della Futura Cagliari Solatletica. Marinella Piras che però ora è insidiata in 3 da Veronica Bartolini. Piras vince davanti a Veronica Bartolini con il tempo di 31,76 e si migliora Marinella Piras della formazione cagliaritana. Ancora 3 serie
per quanto riguarda i 200 femminili, mentre stanno entrando le concorrenti dei metri 800 per la premiazione. E in pedana nel triplo sta ritornando Viola Brontesi, che ha sfiorato il primato personale con il primo salto con 10,85. Vediamo il salto di Brontesi, poi seguiremo la premiazione delle donne dei metri 800. E alla rincorsa ancora un buon salto per Viola Brontesi. Vedremo dopo la misura. Intanto vediamo queste prime tre concorrenti. Al terzo posto c'è Rosanna Lanziner Barbi con 2,45 e 52, 10,56, 55 il salto di Brontesi. Poi al secondo posto Judith Van Eyck della Futura Cagliari sull'atletica, 2,28 e 73, e vince la gara Barbara Mancini dell'Atletica dei Gelsi con 2,27 e 24, che conquista i 100 punti della vittoria. 10,55 abbiamo visto per Viola Brontesi, ed ora andrà in pedana. Presumo che si attenda la finale, la fine della premiazione, per far saltare Susanna Tellini della Ambrosiana, mentre sono pronte le concorrenti della quarta serie. In corsia 2 c'è Patrizia Angioni dell'Atletica San Giovanni di Sassari, in 3 Susanna Giannoni, Giglio Rosso Firenze, in 4 Anna Micheletti, Roma Atletica, in 5 a Mariangela Piga della San Giovanni, sempre di Sassari, in 6 Silvia Binello, Vittorio Alfieri di Asti, corsia 7 per Silvia Prina, Atletica Ambrosiana, e in 8 Daniela Fassi dell'Atletica Varazze. Tutte concorrenti con personali dai 29,99 ai 31 secondi. Sparo, partita la serie numero 4, velocissima in corsia 3, vediamo Susanna Giannoni ha preso il largo decisamente, alle sue spalle in 4 vediamo Anna Micheletti. Giannoni va a vincere con il tempo di 29 e 31, che è la sua miglior prestazione stagionale. Mentre abbiamo visto il salto di Roberta Giordo nel triplo, 29,30 il tempo della vincitrice. Giordo ed ora c'è il salto di Alessandra Spadini, qualche problema di assetto durante la fase di volo per l'atleta che difende i colori dell'Atletica Santa Monica di Misano. Ancora 2 serie nei metri 200 femminili, vediamo la misura della Spadini. Siamo al secondo salto, 9,34 per la Spadini. Ora sarà in pedana Gioia Ferrari dell'Assi Giglio Rosso Firenze per il suo secondo salto. Un salto poco di sopra dei 9 metri per la portacolori dell'Asse Giglio Rosso, mentre vediamo che si stanno preparando le concorrenti della quinta serie, e andiamo a leggere chi sono le concorrenti chi c'è nella quinta serie. In corsia 2 c'è Anna Marino, 9,61 intanto al salto di Gioia Ferrari. Anna Marino in corsia 2 per l'Atletica Leggera Portici, Emanuela Diretti in 3 per la Libera Atletica, in 4 c'è Paola De Santi della Lidl d'Or di Berta San Biagio, in 5 c'è Erika Niedermayer della Sud Tirol Team Club,
in 6 Silvia Servadei dell'Atletica Ambrosiana, in corsia 7 Graziella Cermaria dell'Atletica Santa Monica di Misano e in 8 Daniela Faraone della Insieme New Food Verona. Ancora un salto intanto per Viola Brontesi, che per la verità mi sembra inferiore ai precedenti. Sono sui blocchi le concorrenti della quinta serie. Partita la serie, quindi siamo negli ultimi 100 metri. All'esterno si fa vedere Daniela Faraone. Daniela Faraone che vince in corsia 8 con il tempo di 29,91. C'è una sesta serie dove ci sono le atlete con i migliori tempi di accredito. 9,81 intanto per Susanna Tellini nel triplo. Ed ora è il turno di Roberta Giordo. Il salto della Giordo che va a spostare letteralmente la sabbia dell'asse di battuta. E allora andiamo a vedere la composizione della serie numero 6 con in corsia 2 Lucilla Fiori, Roma Atletica, accreditata di 27,71. In corsia 3 Loredana Ballistreri, Atletica dei Gelsi, 27,87. In 4 Elena Reali, Assisi Rosso Firenze, 29 secondi netti. In 5 Daniela Di Luzio, l'atleta con il miglior tempo di accredito per la New Food Insieme, Atletica Insieme, 25,90. In corsia 6 Marinella Signori dell'Atletica Virtus Castenedolo con 27,70. In 7 Fulvia Frezza dell'Atletica Leggera Portici con 28,99. E in corsia 8 Vittoriana Gariboldi dell'Atletica Pistoia, accreditata di 28,51. Mentre nel triplo è in pedana Gioia Ferrari dell'Assigi Rosso Firenze e ci hanno portato il risultato dei metri 800 maschili che andremo a vedere dopo l'arrivo della serie numero 6 che sta per partire. Lo sparo enormemente più forte di tutte le altre concorrenti. Di Luzio si presenta nettamente al comando sul rettilineo finale, 25,90 il suo personale. Bene si sta comportando in corsia 6 Marinella Signori della Virtus Castenedolo, ma è Di Luzio che va a vincere con 26,75. Nel frattempo si è portata in seconda posizione Loredana Ballistreri dell'Atletica dei Gelsi. Questa 26,75, quindi il tempo della vincitrice. Abbiamo detto della classifica maschile dei metri 800 che vedono al comando al primo posto Alfredo Bonetti della Virtus Castenedolo con 2,9,52 e 100 punti. Luigi Ferrari nel secondo dell'Olimpia Amatori Rimini con 2,13,17 e terzo Giuseppe Romeo Daini Karate Brianza con 2,7,97. Archiviate le 6 serie
dei metri 200 femminili. Ora ce ne saranno altrettante per quanto riguarda i 200 maschili. Ci avviamo rapidamente alla conclusione di questo intensissimo programma di 2 giorni, perché dopo le serie dei 200 ci saranno le staffette 4x400 combattutissime sempre, come sempre nella seconda giornata dei campionati di società. Mentre c'è il quarto salto che abbiamo visto di Susanna Tellini dell'Atletica Ambrosiana. Nella prima serie dei metri 200 maschili in corsia 2 Giuseppe Dessardo della Trieste Atletica, in 3 Domenico Fratini della SEF Macerata, corsia 4 per Marco Falbo della Virtus Castenedolo, in corsia 5 Paolo Bassi della Vittorio Alfieri di Asti, in 6 Vincenzo Conti Biotecna Marcon ed in corsia 7 per la Sport Club Meran Georg Turner. Non ci sono accrediti se non un 31,64 di Giuseppe Dessardo e un 40,05 di un M75 che risponde al nome di Domenico Frattini, ma attenzione perché ci sono anche concorrenti senza tempo, quindi come al solito andremo a seguire questa gara. Nel giavellotto femminile siamo al secondo turno di lanci, alla conclusione del secondo turno di lanci. Ha lanciato Paola Rosati 25,86 per la Virtus Castenedolo, mentre nel triplo mi pare che abbia saltato Alessandra Spadini. Vediamo la sua misura. Alessandra Spadini nullo, non viene misurato. Termina la gara del triplo e vanno sui blocchi i concorrenti della prima serie dei metri 200 uomini. Vincenzo Conti della Biotecna Marcon subito avanti, molto bene anche in corsia 5 Paolo Bassi della Vittorio Alfieri di Asti. Quindi Conti e Bassi, vince Conti davanti a Bassi e poi al terzo posto c'è Georg Turner, 24,42 il tempo di Vincenzo Conti. Terminata la gara del triplo, mentre nel peso siamo al secondo turno di lanci ed è iniziato invece il terzo turno di lanci nel giavellotto femminile prima serie con il lancio della Auteri, Maria Rosa Auteri della Vittorio Alfieri, che ha lanciato 17,32. Nella pedana del peso invece c'è il lancio di vediamo se riusciamo a trovarlo, Tonin Soccoli, no, è il numero 7, quindi si tratta di Edmund Lanziner che lancia a 11,84 per i colori della Südtirol Team Club. E nel giavellotto c'è il lancio di Ingeborg Zorzi, che abbiamo visto già sul podio, sul gradino più alto del podio per la vittoria nel salto in alto. Ingeborg Zorzi, un lancio che è stato giudicato buono.
Andiamo a presentare la seconda serie dei metri 200 uomini. In corsia 2 Alessandro Testa, Giovanni Scavo 2000, accreditato di 28,11. In 3 Roberto Guardini, Giovanni Scavo 2000, 27,83. In 4 Antonio Montaruli della Roadrunners Club Milano, 28,60. In 5 Gianfranco Patanella della dilettantistica puntese di Catania, 27,92. In 6 Aldo Cambiaghi della Roadrunners Club Milano, 30,73. Corsia 7 per Walter Basellini, Atletica Ambrosiana, 29,68. ed in corsia 8 Stefano Ferrini, Assisi di Rosso Firenze, accreditato di 28,06. Partita la seconda serie nei metri 200 maschili, avvio veloce nelle corsie centrali. Si mette in luce in corsia 2 Alessandro Testa, che è insidiato all'esterno da Roberto Guardini. Alessandro Testa, Roberto Guardini, poi in corsia 8 Stefano Ferrini, ed è Alessandro Testa che va a vincere in 27,92, migliorando anche il suo primato stagionale. Nella terza serie, mentre abbiamo visto un buon lancio nel peso, però viene annullato perché esce di pedana l'atleta, quindi niente da fare per lui. Va ora in pedana invece Daniel Zarpellon, era Giuseppe Miraldi quello che aveva lanciato in precedenza, e ora vediamo Daniel Zarpellon nel peso. Se andiamo nella pedana del peso è l'atleta più rappresentativo di questo gruppo. Eccolo Daniel Zarpellon della Biotecna Marcon, qui 16,68 in precedenza. Si stanno già preparando i concorrenti della terza serie che tra poco andremo a presentare. Daniel Zarpellon è molto lungo questo lancio di Zarpellon, probabilmente superiore ai 14 metri in questo caso. Vediamo se è così. 13,68 fino a questo momento. Un lancio vicino ai 15 metri, 14,94 per Zarpellon. E andiamo a vedere invece la composizione della terza serie dei metri 200 con in corsia 2 Bruno Gabriele Nicolosi della Cus Palermo, in 3 Gianni De Marzi della Virtus Este Valbona, in 4 Corrado Rossetti dell'Atron Bastia, in 5 Enzo Proietti della Roma Atletica, in 6 Massimo Fattori della Giglio Rosso Firenze, in 7 Piero Cavallini Virtus Este Valbona, e in corsia 8 Rudolf Frey della Sport Club Meran. Sono tutti i concorrenti che hanno personali a cavallo tra i 26 e i 27 secondi, quindi anche qui molto equilibrata la situazione. C'è un buon lancio anche di Flavio Casasola dell'Amsicora Cagliari, 11,68 nel suo terzo lancio.
mentre anche nel giavellotto c'è un lancio di una certa importanza. Vediamo la misura di chi si tratta: 28 Dolores Donati dell'Atletica San Giovanni. Dolores Donati 20,61. Partono i concorrenti della terza serie. Molto attivo in corsia 6, Massimo Fattori della CGG Rosso Firenze. Fattori sempre al comando con De Marzi della Virtus Este Valbona, che tenta di rientrare, ma è Fattori che va a vincere davanti a De Marzi. 27,73 per Fattori, che si è presentato a questa gara un M60, quindi direi molto buona la sua prestazione. 27,73. Qui aveva un personale di 27,24. Sono pronti i concorrenti della serie numero 4, che vedrà il via tra pochissimo. In corsia 2 Massimo Andreutto della Biotecna Marcon, accreditato di 26,05. In 3 M55, in 3 Massimo Malvicini dell'Atletica Ambrosiana, accreditato di 25,78. In 4 Stefano Pozzi della Daini Karate Brianza, con un tempo di accredito di 26,40. In 5 Antonio Rossi, Atron Bastia, 26,53. In 6 Mario Bonaccorsi, dilettantistica puntese di Catania, 25,93. In 7 Dietmar Renner del Südtirol Team Club, 25,93. Ed in 8 Livio Bugiardini della SEF Macerata, 26,73 il tempo di Bugiardini. Nel giavellotto intanto è iniziato il quarto turno di lanci di questo primo gruppo. Era la fretta della Roma Atletica. Intanto per Lucio Buiatti della Tortellini Voltano Martellago. Nel peso, pronti dietro ai blocchi i concorrenti della serie numero 4. Sui blocchi i concorrenti di questa quarta serie: Andreutto, Malvicini, Pozzi, Rossi, Bonaccorsi, Renner e Bugiardini dalla seconda alla ottava corsia. Ecco lo sparo, partita la quarta serie. L'avvio veloce in corsia 3 di Massimo Malvicini dell'Atletica Ambrosiana.
ma meglio di lui sta facendo in questo momento in corsia 7 Dietmar Renner. Dietmar Renner che va a vincere davanti a Massimo Andreutto con il tempo di 26,33. Nel giavellotto il quarto lancio di Elisabetta Marchina della Virtus Castenedolo, un lancio che sembra anche abbastanza buono, ai 20 metri. Mentre nel peso c'è un 11,70 da parte di Edmund Lanziner della Südtirol Team Club. E siamo alla premiazione stanno entrando in campo i concorrenti dei metri 800 maschili. Ricordo al terzo posto Giuseppe Romeo della Daini Karate Brianza con 2,797, secondo Luigi Ferrari della Olimpia Amatori Rimini 2,13,17 e i 100 punti vengono conquistati da Alfredo Bonetti della Virtus Castenedolo con 2,09,52. Nella serie numero 5 in corsia 2 Paolo Barchi, la Fratellanza Modena. In corsia 3 Paolo Mazzocconi, Olimpia Amatori Rimini. In 4 Johnny Leoni della Quercia Trentingrana. In 5 Massimo Binelli, Atletica Pistoia. In 6 Gabriele Carniato, Tortellini Voltan Martellago. In 7 Luigi Vanzo, Master Atletica. In corsia 8 Augusto Pischedda della Amsicora Cagliari. Luigi Vanzo, vincitore ieri dei 100. Attenzione quindi a questo concorrente. Sono sui blocchi questi i concorrenti di questa quinta serie. C'è una partenza anticipata che mi sembra di aver visto in corsia 8. Tornano sui blocchi i concorrenti. Conclude con 19,49 Dolores Donati nel giavellotto e quindi si è conclusa la gara del giavellotto prima serie. Ora poi ci sarà una seconda serie, terminata anche la gara del triplo femminile. Mentre è iniziato anche il quarto turno di lanci nel peso ed è Zarpellon ora in pedana che sta guidando la gara con 14,94. Daniel Zarpellon della Biotecna Marcon, 14,94, non molto lontano dal suo primato stagionale che è di 15,37. Attenzione a questo lancio.
Ora un gran lancio di Zarpellon, si alza la bandiera bianca, quindi buono, mentre sono dietro ai blocchi concorrenti. Viene ora comunicata la munizione per l'atleta che ha provocato la falsa partenza. Attenzione, lancio 15, supera i 15 metri Zarpellon, 15,05, 15,05 e consolida quindi la sua prima posizione di classifica nel peso. Tornano sui blocchi i concorrenti della quinta serie: Barchi, Mazzocconi, Leoni, Binelli, Carniato, Vanzo e Picchet, che è anche l'atleta che ha provocato la falsa partenza. Io veloce ho osservato i giorni Leoni della terza settimana, lui che si presenta all'ingresso del rettilineo alla prima parte in Polizia 8, in Polizia 4, poi forse in terza corsia Paolo Mazzotti e poi il Lucio Picchetto. Adesso la serie l'ultima serie dei 200 metri si chiude con questa gara che erano delle corse individuali in questa edizione 2014 dei campionati italiani master su pista validi per il titolo italiano di società. Massimo Pilotti di corsia 2 per la master atletica che è il 24-65 e la Draine Canale di Piazza Rosaria Mauro di corsia 3 che è il 23-95. 23-73 per la Pistoia, Roberto Barottini, corsia 4, 23-22 per la terza certificata, Silviano Grandisoli, corsia 5, Alfonso De Tre, corsia 6 per la Roma Atletica, applicato 22-66, e poi Alessandro Marco Merlo, numero 7, corsia 7 per la vittoria del Periasti, 24-64 per 23 metri, corsia 8. Walter Copper con la Virtus Santenero. Sono le occasioni dei 23 metri della prestazione della Banca, segna 22-66 del corso 3, corsia 6, della presentazione di Walter Copper della corsia 8, poi il 23-22 di Massimiliano Grandisoli, corsia 5 per l'Unione Sportiva Corazza Trentino. Iniziati i lanci di prova per le atlete della seconda serie del giavellotto e invece sta volgendo al termine la gara del peso. C'è in pedana, ha lanciato a 8,86 Gualtiero Marastoni e ora va Aronne Romano della Virtus Castenedolo in pedana. Sono sui blocchi i concorrenti della sesta ed ultima serie, da seguire in modo particolare la sesta corsia dove corre Alfonso De Feo, che ha un personale di 22,66, è un M50 che quindi potrebbe dire la sua sulla vittoria finale. De Feo con Grandisoli all'interno che lo sta impegnando. Grandisoli, viene anche all'esterno Walter Comper, ma è De Feo che esce sul finale e va
va a vincere in 23,68 davanti a Grandisoli e Comper. Alfonso De Feo della Roma Atletica M50. Purtroppo, come dicevo in precedenza, il vento non è amico di queste gare perché sta soffiando proprio contro gli atleti e quindi non aiuta ad ottenere risultati di rilievo sul piano cronometrico. Terminate le serie dei metri 200, tra poco avremo le staffette 4x400, mentre deve ancora iniziare la seconda serie del cavallotto femminile, che è l'ultimo concorso in programma di questo campionato italiano di società, e invece sta per terminare la gara del peso, che abbiamo visto un buon 10,54 da parte di Aronne Romano dell'Amsicora Cagliari. Ora invece c'è stato, abbiamo visto il lancio di Paolo Preta della Aronne Romano e della Castenedolo, Paolo Preta dell'Amsicora. Nullo quello di Preta. Ora in pedana c'è Edmund Lanziner che sta lanciando regolarmente molto vicino ai 12 metri. Anche questo lancio sembra abbastanza vicino ai 12 metri, vediamo se finalmente sarà riuscito a raggiungerli l'atleta altoatesino in forza alla Südtirol Team Club. No. Poi per le premiazioni Susanna Bellini, Francesca Iuri e Maria